Sulla figura e l'opera di Piranesi, a 300 anni dalla nascita, sono state allestite centinaia di mostre e pubblicati migliaia di libri. La mostra che gli viene ora dedicata dal Museo di Bassano del Grappa rivela tuttavia alcune precise particolarità. Riconferma innanzitutto la certezza della nascita a Venezia dell'artista, come afferma l'atto di battesimo da noi pubblicato nel 1978, ma già trascritto da Enrico Sion nel 1918. Un documento che precisa l'origine istriana della famiglia, perché trascrive il nome del padre Anzolo come Piranese, con la E finale, che indica la provenienza da Pirano. Di professione tagliapietra e perciò giunto a Venezia assieme alla pietra d'Istria con la quale è stata praticamente costruita la città. Una precisazione che giustifica la grande mostra piranese a Pirano, allestita nel 1988 nella Galleria Comunale della cittadina istriana, con la collaborazione della Cartografia Nazionale di Roma. La mostra di Piranesi a Bassano, infine, a mio parere riafferma definitivamente, ma ne aveva già accennato Frosion, che le celebri carceri di Invenzione, nella seconda edizione definitiva del 1761, non descrivono architetture fantastiche, ma, con l'inserimento di terribili macchine di tortura e di drammatiche figure di torturati, rappresentano invece con assoluta evidenza una chiara denuncia della Inquisizione, ancora in atto a Roma nel 1835.